Buongiorno, le principali notizie. Operai morti in via Maturana a Palermo, eseguite le autopsie, i lavoratori sono in assemblea permanente nei cantieri, iniziative anche dei sindacati per affrontare il tema della sicurezza. Stragi del 92, la procura di Caltanissetta chiede l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, il dossier mafia e appalti. A Gela, incendiato il giardino dell'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici di Dio, l'intimidazione dopo l'aggressione ad agenti e vigili durante lo sgombero deciso dal comune di una discarica abusiva. A Catania polemiche dopo gli spari al poligono davanti all'ospedale Garibaldi, la replica dell'azienda sanitaria, diritto dei degenti non rispettato e chiediamo di sapere chi sono i responsabili. Giovanotti incontra 14 studenti dell'Università di Palermo. L'Europa deve guardare al Mediterraneo. Dal mondo dei videogiochi al palcoscenico al Metropolitan di Catania, Roby, Jenny, Lorenzis, creatori seguitissimi dai più giovani su YouTube. Calcio, seconda sconfitta consecutiva per il Catania che cade 2-0 a Crotone. In gol Gallo e Musso, rossazzurri sempre secondi, ma le convinzioni in vista dei playoff vacillano. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque apriamo il nostro telegiornale del mattino con un'ultima ora perché il caro carburante ha portato dalla mezzanotte di ieri la serrata degli autotrasportatori siciliani che hanno bloccato le operazioni di carico e scarico delle merci in alcuni porti della regione. Lo stop è stato annunciato per 5 giorni. Intanto alla regione c'è stato un vertice per contenere i rincari proprio dei carburanti. Altri aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto veniamo agli operai morti in via Maturana a Palermo. Sono state eseguite le autopsie, i lavoratori sono in assemblea permanente già da alcuni giorni, iniziative anche dei sindacati per contrastare il tema ed affrontare il tema della sicurezza. Marco Gullà. Morti per il forte impatto dello sbalzo dal cestello per il cedimento del braccio della gru facendo un volo di circa 30 metri e l'esito dell'autopsia sul corpo dei 2 operai morti per il crollo della gru in via Ruggero Marturano venerdì scorso a Palermo. Secondo la prima ricostruzione della squadra mobile, Najai Jaledin, tunisino di 41 anni, e Danny Tiberi, romeno di 51, stavano lavorando sulla ristrutturazione del balcone all'ultimo piano di questo palazzo. Il cedimento del braccio di questa gru li ha sbalzati dall'altezza di circa 30 metri. La polizia scientifica sta facendo una ricostruzione in 3D dello stato dei luoghi, analizzando la gru, la tettoia del negozio di pneumatici, l'altezza del palazzo e la distanza tra il mezzo e il punto in cui gli operai stavano lavorando. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo sul registro degli indagati il titolare della ditta e il committente delle opere edili, proprietario dell'appartamento dove era in corso l'intervento. Intanto si sono svolte le prime assemblee dei lavoratori edili dopo la tragedia sul lavoro nei cantieri principali della città, come l'anello ferroviario, il raddoppio ferroviario di Castelbuono, il collettore fognario. I sindacati hanno coinvolto diverse centinaia di lavoratori per interrogarsi sul tema della sicurezza e sulle condizioni di lavoro nei cantieri. Emerge fuori un tema devastante, cioè l'organizzazione dei cantieri sostanzialmente in questa città, che si fa senza una rete di controlli e di anche presenza da parte della pubblica amministrazione che rispetto a questa anche tipologia di interventi debba vigilare e controllare. La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e via D'Amelio. Non ci sono elementi che leghino i fatti al dossier mafia e appalti. Maglio Viola. Non ci fu una relazione diretta fra il dossier mafia e appalti e quelle indagini e le stragi del 92 a Palermo, in particolare la bomba di Capaci e quella di via D'Amelio, costate la vita agli magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte, 8 in tutto. O quantomeno, se questa relazione ci fu, non ci sono elementi investigativi in grado di dimostrarlo. È un vicolo cieco dunque la pista del cosiddetto papello e delle indagini condotte sul dossier mafia e appalti, un'inchiesta parallela contro ignoti
ignoti, guidata dalla procura di Caltanissetta fra le tante indagini svolte su quella stagione di stragi. Per questo motivo, scaduti tutti i termini di indagine, la procura nissena ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Sulla richiesta adesso dovrà pronunciarsi il GIP di Caltanissetta, che potrà archiviare come richiesto oppure ordinare un supplemento di indagini se rileva che ci sono elementi non ancora scandagliati del tutto. Parallelamente proseguono comunque i processi e le ulteriori indagini su tutti gli altri filoni riguardanti la mafia, ma anche i depistaggi e l'eventualità che a metterli in pratica siano stati servizi segreti deviati. Dalla rivolta contro le forze dell'ordine all'attentato incendiario sotto casa dell'assessore in meno di 48 ore, Gela diventa un caso di ordine pubblico. GR Italia. Un'escalation che preoccupa e che porta i segni di una vera e propria sfida allo Stato. Succede in via Lipari, nel rione Sant'Ippolito, dove in meno di 2 giorni si passa da un sequestro con violenze all'attentato incendiario contro l'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. Tutto inizia sabato durante un'operazione per il sequestro di un'area abusiva trasformata in deposito rifiuti. Alla vista degli agenti della municipale e della polizia scatta la reazione. Gli occupanti si barricano in casa e dalle finestre parte un fitto lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. 2 poliziotti restano feriti, scattano gli arresti. Ma la tensione non si spegne, anzi cresce. 48 ore dopo le fiamme. Qualcuno appicca un incendio proprio nell'abitazione dell'assessore, che vive a pochi metri da quel luogo teatro degli scontri. Il rogo colpisce il giardino e danneggia anche la centralina del gas. Un gesto che secondo gli inquirenti ha tutte le caratteristiche di un avvertimento. In questi giorni abbiamo subito delle minacce verbali per quanto era successo sabato qui in via Lipari. Da balcone qualcuno aveva annunciato che ci sarebbe stato un falò in questi giorni, infatti già stamattina mi sarei recato in procura o in carabinieri a denunciare il tutto. Intanto il caso diventa politico e istituzionale. Non arretreremo di 1 millimetro, specialmente nei confronti di soggetti che vogliono far prevalere la forza rispetto a quello che è invece il senso civico. Stamattina chiamerò il questore e poi vedremo se c'è anche la necessità di incontrare Sua Eccellenza il prefetto. E proprio sul fronte investigativo emergono sviluppi importanti. La polizia avrebbe già individuato il presunto autore del rogo. Si tratterebbe di un soggetto legato da vincoli di parentela ai 2 arrestati per l'aggressione alle forze dell'ordine, rafforzando così l'ipotesi di una ritorsione diretta. Polemiche dopo gli spari al poligono davanti all'ospedale Garibaldi di Catania. La replica dell'azienda sanitaria dice diritto degli agenti non rispettato. Chiediamo di sapere chi sono i responsabili. Tonino De Mana. Ma si è aperta la caccia al garibaldinesima? Nessuna caccia, ma era la domanda ricorrente di pazienti, familiari dei pazienti, medici, personale infermieristico e di quanti si trovavano dalle parti del Garibaldi Annesima e del campo di tiro posto esattamente di fronte all'ospedale. È stato un vero e proprio weekend di fuoco, con il fragore degli spari che arrivava dritto nei reparti. Non si può dimenticare che l'ospedale, essendo un luogo di cura, non deve solo somministrare farmaci, ma deve garantire un contesto di quiete al paziente, perché questo contesto di quiete favorisce anche la ripresa fisica. E noi abbiamo un poligono che è stato posizionato accanto all'oncologia, accanto alla pediatria. Pensate ai bambini che all'improvviso sono stati svegliati da questi scoppi, da questi proiettili. Che spavento, che paura, che tensione. La domanda che si chiedono tutti all'unisono è: perché è stata autorizzata una situazione del genere? Sicuramente non è stata attenzionata nella maniera corretta, voglio pensare che sia stata soltanto un fatto di negligenza. La direzione sanitaria del Garibaldi aveva informato la prefettura di Catania. Abbiamo ovviamente chiesto notizia alle istituzioni e le istituzioni ci hanno rassicurato su questo orizzonte temporale molto breve. Non è nostro compito ovviamente entrare nel merito delle autorizzazioni o della gestione di queste attività. Direttore, un conto sono le azioni ludiche, la musica, un conto sono gli spari che superano di molto i decibel consentiti. Non ne ho fatto misurazioni là in zona. La vicenda potrebbe avere ulteriori strascichi.
Pioggia di solidarietà al Papa dopo le accuse da parte di Trump. In un messaggio l'arcivescovo di Catania Renna ha ricordato le parole del Vangelo secondo cui le persecuzioni contro i cristiani non sono solo quelle che li condannano a morte, ma anche quelle di chi disprezza le loro parole. Per l'arcivescovo di Cefalù, Papa Leone sfida con franchezza i potenti. L'imam di Catania dice che tra l'altro è originario dell'Algeria, dove è arrivato il Papa ieri, lo definisce un faro di pace. Vediamo a Giovanotti che a Palermo ha incontrato gli studenti all'Università elogia la Sicilia come centro del Mediterraneo ma anche dell'Europa. Orazio Longo. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo, o almeno dell'Europa, secondo Giovanotti potrebbe benissimo essere la Sicilia. Sono un fan di quest'isola, dice il cantautore durante l'incontro con 400, ma le richieste erano 6.000, studenti dell'Università di Palermo. Giovanotti sottolinea di avere molti amici in Sicilia e di essere dell'avviso che l'Europa come idea culturale, sociale e politica debba guardare al Mediterraneo come suo centro solare e radice profonda. Salito in cattedra nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Economiche con lo stesso volto da ragazzino, nonostante i suoi 59 anni, la barba incolta e il cappellino di traverso, immagine che ne ha fatto un'icona pop degli anni 90, Giovanotti ha parlato di musica dialogando con l'etnomusicologo Sergio Bonanzinga. Io non so cos'è che rende, che fa sì che una canzone hai voglia di risentirla o che un film ti commuove. Se sapessi cos'è lo farei continuamente, cioè se ci fosse una formula. Invece succede una cosa nel mio lavoro anche, che tu pensi di aver trovato una chiave, apri quella serratura, poi la usi la seconda volta e quella chiave non funziona più. Le note, gli strumenti, la voce come forza di unione e potenza di comunicazione. Quanto la musica ha questo potere di essere come una macchina del tempo e di avere origini misteriose, non si sa da dove arriva quel suono lì. Poi il saluto di Mimmo Cuticchio, simbolo dell'opera dei Pupi, e le domande degli studenti ai quali Giovanotti ha raccontato del suo libro preferito, Pinocchio, e del rock and roll amato sin da bambino. Poi la battuta: mi hanno fatto commendatore, dice, ora mi danno la medaglia della città di Palermo, il prossimo passo è che faccio il Presidente della Repubblica, meglio di no, sarei pessimo. Aveva aperto uno studio abusivo di fisioterapia in un condominio del centro di Bronte. L'ambulatorio medico sequestrato dai carabinieri era organizzato con lettini e macchinari sanitari e c'erano 5 pazienti che erano in attesa. E a Catania il Comune ha segnalato alla Polizia Postale numerosi tentativi di truffa telefonica per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Chi contattava gli utenti prospettava una presunta irregolarità della posizione della Tari, appunto con l'invito a contattare numeri telefonici non riconducibili a canali ufficiali. E il maltempo aveva sorpreso al largo di Pozzallo un velista che era uscito a bordo della sua barca a vela. La richiesta di soccorso alla Guardia Costiera, l'imbarcazione era alla deriva con il motore in avaria, le vele gravemente danneggiate dalle forti raffiche di vento. Nonostante il mare agitato, però la barca a vela è stata trascinata al sicuro nel porto e dunque tutto bene. Un vulcano unico al mondo. Un nuovo studio appena pubblicato spiega che l'origine dell'Etna non rientra in nessun modello geologico esistente. Non si trova al confine tra due placche tettoniche, non è un vulcano esplosivo, non è alimentato da materiale molto caldo del mantello. Dati alla mano è emerso che il magma dell'Etna è presente a circa 80 km sotto la superficie. Il vulcano siciliano potrebbe quindi appartenere a una quarta categoria di vulcani poco conosciuta. Ci fermiamo e poi lo spettacolo di 3 star del web a Catania. Giovani e giochi online, Roby, Jenny e Lorenzo sono 3 star del web, vivono a Palermo e hanno creato una community digitale fortissima tra i bambini. Adesso riempiono anche i teatri in tutta Italia con format che unisce le famiglie e combatte il bullismo. Eva Spampinato. Dai videogiochi al palcoscenico il passo è stato breve per Roby, Jenny e Lorenzist, 3 creator seguitissimi, veri e propri idoli dei bambini su YouTube, che oggi riempiono anche i teatri di tutta Italia, come è successo ieri al Metropolitan di Catania.
Oltre 5 milioni di iscritti, una community fedelissima, libri, fumetti, merchandising, adesso trasformano il web in esperienza dal vivo. Tanti genitori magari si spaventano del mondo dei videogiochi, ma secondo me averlo portato a teatro li ha fatti un pochettino entrare in questo mondo. E tutto a partire dalla loro stanzetta di Palermo, dove ormai si è trasferita anche Jenny. Palermo è una fucina di artisti e youtuber, dai me contro te a voi. Veramente escono tutti da lì, forse non lo so perché. Sarà il caldo che ti fa annoiare e quindi ti fa fare cose. La Sicilia si fa riconoscere in tutta Italia. Ma ci vuole ovviamente studio, perché è un far ridere però con battute intelligenti. Bisogna studiare, ragazzi, sempre, assolutamente. Ma il vero successo è il messaggio. Dietro lo schermo non c'è perfezione, ci sono storie autentiche. Jenny convive con una malattia rara, Roby ha conosciuto il bullismo. Che la piaga di questo decennio, ok, è sempre più forte. Tantissime persone vengono da noi, insomma, a confidarsi come se fossimo dei fratelli o degli amici molto cari. Nello spettacolo parliamo dell'essere presi in giro per quello che ti piace, per giocare a dei giochi che magari non sono conosciuti. Modalità teatro, è uno show, è un incontro tra genitori e figli, è un racconto di amicizia e inclusione, è un invito chiaro. Essere se stessi ignorando il parere degli altri. Per aiutare famiglie e imprese in difficoltà economica è stata firmata un'intesa tra la Fondazione Dusmet e UNES APS. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Mano tesa a chi si trova in difficoltà economiche rischia di cadere in mano agli usurai. C'è un'opportunità concreta per le famiglie e le imprese sotto soglia. Si può accedere attraverso l'assistenza di UNES APS a finanziamenti e strumenti di sostegno economico messi a disposizione dalla Fondazione Beato Cardinale Dusmet, fondo di solidarietà antiusura, ente filantropico impegnato nel contrasto al sovraindebitamento e alla vulnerabilità economica. E questo grazie a una convenzione stipulata. Tramite degli appositi centri di ascolto ad individuare le persone, le famiglie che si trovano in difficoltà. La Fondazione Beato Cardinale Dusmet recentemente ha raggiunto 2 importanti obiettivi. 1. L'iscrizione al RUNS, che è il registro unico del terzo settore. Secondo, notizia di pochissimi giorni fa, l'accreditamento della Fondazione al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanza. Gli interventi verranno concessi dopo un'accurata istruttoria fondata sulla verifica della situazione economica, familiare e debitoria dei richiedenti, al fine di accertare le reali condizioni di disagio e garantire un utilizzo corretto e mirato delle risorse disponibili. Una breve pausa, poi il calcio con la sconfitta del Catania a Crotone. Il calcio, seconda sconfitta consecutiva per il Catania che cade 2-0 a Crotone. In gol Gallo e Musso, rossazzurri sempre secondi, ma le convinzioni in vista dei play-off vacillano. L'inviato Marco Carli. Catania così proprio non va. Seconda sconfitta consecutiva, primo tiro in porta dopo 75 minuti, per non parlare delle idee poche e confuse, della mollezza con cui gli etnei concedono i 2 gol al Crotone. La ricetta Viali per il momento non funziona, la squadra continua a subire e non riesce a costruire. Non serve nemmeno la formazione iniziale che riporta in parte il Catania ad alcune sicurezze del recente passato, perché l'equilibrio è sostanziale, ma si capisce che il Crotone può far male se vuole e dopo qualche tentativo ecco la rete. Celli sbaglia, Vinicius imposta, Dini sventa con un miracolo su Gomez lanciato a rete, ma sulla ribattuta del portiere nessuno pulisce l'area e Gallo, in gol sempre col Catania, segna l'1-0. Ci si aspetta la reazione che non arriva, Viali cambia qualche interprete, ma i rossoblù colpiscono ancora. Gallo taglia come il burro la difesa con un filtrante che mette Musso davanti a Dini. Tocco sotto e gol del 2-0. Il resto è un lento protrarsi verso la fine con Caturano e Forte contemporaneamente in campo, qualche sporadica occasione, la migliore con Bruzzaniti. Viali vuole il sogno, ma per il momento da Crotone arrivano solo domande e riflessioni. E se il risultato del Cosenza sconfitto a Picerno mantiene il Catania vicino al secondo posto finale, ci si chiede, senza risposta, come la squadra vista con Picerno e Crotone possa affrontare con convinzione i play-off. È tutto, vi ricordo la prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.